Le emittenti radiotelevisive private siciliane rappresentano una risorsa importante nel panorama informativo regionale, voci libere che devono essere mantenute e tutelate e che oggi sono invece a grave rischio sopravvivenza. Ad affermarlo è Marco Falcone, capogruppo di Forza Italia all'Ars, primo firmatario dell'interrogazione parlamentare rivolta al presidente della regione Rosario Crocetta. Se da un lato, aggiunge, l'autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha modificato il piano nazionale di assegnazione delle frequenze, prevedendo lo spegnimento di tutte quelle che provocherebbero interferenze nei confronti di stati esteri confinanti, con grave danno per le emittenti siciliane che sarebbero in gran parte costrette a cessare l'attività licenziando tutto il personale, dall'altro la rideterminazione delle quote a carico delle radio e TV per l'utilizzo dell'etere ha raggiunto livelli difficili da sostenere. Forza Italia chiede pertanto al governo regionale di prendere posizione in merito, interagendo con Roma e sollecitando un confronto tra l'esecutivo nazionale e le associazioni di categoria. Chiediamo inoltre a Rosario Crocetta di attivarsi presso Palazzo Chigi per tutelare la libertà di informazione in Sicilia, continua ancora Falcone, scongiurando l'oscuramento di tante radio e tante TV. L'interrogazione è stata firmata anche dal vice capogruppo azzurro Vincenzo Figuccia e dai deputati Giorgio Assenza, Bernadette Grasso, Giuseppe Mirazzo, Alfio Papale e Riccardo Savona.